In Veneto sono 13.000 le società sportive che contano in tutto 650.000 atleti tesserati e oltre 20.000 allenatori e come si sa il benessere fisico va di pari passo a quello psicologico. Per questo l'Ordine degli Psicologi del Veneto e il CONI, Comitato Regionale, hanno firmato un patto per il benessere, un accordo di collaborazione per la diffusione e la valorizzazione della psicologia dello sport. Andremo a lavorare insieme per cercare di produrre attività, competenze e know-how che possono diffondersi in tutto il sistema, in tutta la filiera del sistema dello sport, attraverso interventi di formazione e di consulenza che possono poi ricadere quindi con beneficio su tutti i cittadini del Veneto. Sport è sinonimo di competizione, gioco, aggregazione, educazione e concentrazione, ma in alcuni casi anche di sovraccarico, stress, infortuni e paura di non farcela, ansia da prestazione che coinvolge soprattutto gli atleti più giovani. Da qui l'accordo tra psicologi e CONI per valorizzare la centralità del benessere mente e corpo, sia a favore degli atleti professionisti che di tutta la popolazione che si dedica quotidianamente allo sport. Credo che questo accordo possa riversare su questa utenza delle informazioni, una specie di formazione continua per poter affrontare i temi della psicologia dello sport in senso lato e in particolare prevenire quello che è il fenomeno più grave della nostra pratica sportiva giovanile, l'abbandono, il drop out, come si dice. L'accordo si concluderà alla fine del quadriennio olimpico e consentirà ai due enti di organizzare eventi di formazione.